Siamo ormai nel pieno dell'estate ed ancora, almeno per quanto ne sappia io, non è stato ancora riaperto al pubblico lo sportello dell'APT. Bene, allora lo sportello dell'APT ha colto un problema molto interessante e anche molto importante per la città. E come saprà, la Regione Veneto ha tolto delle risorse alla provincia che aveva la delega a gestire gli IAT sulla base della riduzione delle risorse la provincia ha dovuto scegliere quali sedi tenere aperto e quali chiudere. Successivamente la provincia ha reperito delle risorse che in questo periodo la maggior parte sono state impegnate, come era giusto che fossero impegnate, a San Michele, a Caore e comunque nei luoghi turistici. Per quanto riguarda Portoguaro ci sono stati già 2 o 3 incontri e abbiamo deciso di aprire lo sportello dell'APT nel Palazzo Municipale, quindi nella porta guardando il palazzo sulla destra della scalinata. Abbiamo già raggiunto l'accordo con la provincia di Venezia, indicativamente noi mettiamo a disposizione i locali, la provincia di Venezia mette il personale. Purtroppo le risorse sono ancora, quelle residue che sono rimaste sono ancora limitate, siamo in ritardo nell'apertura, anche perché il Comune metterà a disposizione anche i mobili, le attrezzature, siamo in ritardo perché prima di cambiare l'ufficio vorremmo avere la certezza che una volta aperto rimanga aperto, perché con le risorse oggi che la provincia ha a disposizione non c'è ancora la garanzia che possa essere aperto tutto l'anno. Allora io credo che entro il mese di agosto questi problemi verranno risolti e dopodiché finalmente avremo un ufficio in centro a Portoguaro, in centro storico e nel Palazzo Municipale. Quindi anche questo è un problema, così come precedentemente abbiamo risolto quello dell'ufficio del lavoro, adesso abbiamo anche risolto in collaborazione con la provincia di Venezia, perché la competenza è comunque della provincia di Venezia. Sì, è chiaro. Io credo che anche questo problema l'avremo risolto. Sì, perché ci troviamo nel momento clou che è quello dell'estate, che quindi è il momento in cui questo ufficio dovrebbe lavorare di più, perché negli altri mesi, parlo per esempio dei mesi invernali, quasi quasi sarebbe anche da chiuderlo, visto lo scarso afflusso che hanno dimostrato. Io su questo sarei un po' più, ci sarebbe la necessità di approfondire l'argomento, nel senso che un ufficio turistico, lo chiamo così in modo improprio, non dovrebbe essere solamente un luogo dove il turista va dentro, chiede un dépliant e poi esce. L'ufficio turistico dovrebbe essere in collaborazione con l'amministrazione comunale di Portogruaro in questo caso e in collegamento con gli uffici turistici delle spiagge, creare dei progetti, delle iniziative, delle collaborazioni, delle iniziative anche promozionali per portare il turista nell'entroterra. Quindi quando parliamo di entroterra parliamo di Portogruaro, ma non solo di Portogruaro, parliamo di Concordia. Quindi per noi l'ufficio turistico non ha una valenza, cioè non è un punto informazione, non è un info point, non è un luogo come noi abbiamo giù come comune di Portogruaro, che il turista che passa chiede la piantina della città e chiede qualcosa che riguarda il centro storico di Portogruaro. L'APT e l'ufficio turistico ha una valenza molto più importante e lo deve avere molto più importante. Io qui posso anche dichiarare che, se non ricordo male, ma credo che l'abbia già dichiarato la stessa provincia, che il comune di Portogruaro è uno dei comuni che ha avuto una maggiore affluenza di turisti negli ultimi anni rispetto a un decremento che hanno avuto le altre località. Quindi stiamo lavorando non per rincorrere la soluzione di un problema e basta, lo stiamo rincorrendo ma con alla base una progettualità.